Iniziamo il Consiglio Comunale. Prego, dottor Nobile, fare la parola. Strigo Luciano, Vuoto Oriana, Zusso Alessandro, Vuoto Giuseppe, Commisso Giovanni, Marchesano Rom, Sì. Barbaro Riccardo, Portorusso Filippo, Manzano Lorenza, Tamassia Evaristo, Uomo Massaro Andrea, Piotro Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Antelmo Luca, Ferraro Elisa, Lorenzo Capisci. Tutti presenti. Nomino gli scrutatori nella persona della signora Toretto, signora Panzani e il signor Caviotto. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Ci sono interpellanze e interrogazioni. Consigliere Alterno. Grazie Presidente. Oggetto: Muletta di Lungomare Trieste, interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio Comunale. Si chiede di sapere se l'assessorato ai lavori pubblici intende, prima dell'inizio della stagione turistica 2018, provvedere alla sistemazione della cosiddetta muletta di confine tra la spiaggia e il marciapiede del Lungomare Trieste, da cui emergono ferri arrugginiti pericolosi e la cui vetustà, in particolare verso la fine dello stesso viale, è evidente ai molti che ci passano. Ho legato qualche fotografia scattata stamattina. Si chiede di sapere se l'amministrazione ha stanziato dei fondi per la sistemazione del muretto, quando potranno cominciare i lavori ed in quanto tempo potranno essere conclusi visto l'imminente stagione. Firmato l'intero gruppo consigliare Nolo. Ci sono altre interpellanze? Capogruppo Ferraro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Richiesta informazione danni da eventi atmosferici. Nelle scorse settimane anche Caule ha subito notevoli danni e disagi alla viabilità a causa del forte vento di Bora che ha interessato il nostro territorio. In particolare la situazione più grave si è verificata lungo la zona della spiaggia di Levante e zona Sacchetta, nei pressi del santuario Madonna dell'Angelo. Queste aree sono state lasciate dal Consorzio Arenile, ente gestore dell'Arenile, prive di barriere frangivento, necessarie a limitare il trasporto eolico di sabbia dalla spiaggia verso il paese. Negli scorsi anni le barriere venivano posizionate in molti punti del litorale, così da evitare situazioni di disagio e di impraticabilità delle strade, come invece è successo nelle scorse settimane. Sappiamo che ormai da 3 anni le stesse barriere non vengono posizionate, scelta motivata dal fatto che in presenza di vento eccezionale si formano dune alte alcuni metri, con la necessità di lavori di ripristino molto impegnativi e protratti nel tempo per il loro successivo livellamento. Gli accumuli purtroppo si sono verificati un po' ovunque, sia sul litorale sia sotto le mura del lungomare, ma in particolare lungo le strade e i marciapiedi, impedendo per giorni la fruizione regolare della viabilità. Non solo, molta sabbia si è depositata davanti ad attività commerciali, negozi, bar e attività ricettive, che si sono viste costrette a chiudere i propri esercizi perdendo numerose giornate di lavoro, prima per l'impraticabilità dell'accesso, poi per ripulire personalmente gli stessi esercizi, con un pesante dispendio economico. Inoltre, il fatto che la spiaggia di Levante sia stata lasciata priva di barriere ha consentito al forte vento l'asportazione di una notevole quantità di sabbia appartenente allo strato superficiale della stessa. Tale sabbia, con granulometria grossolana, è la più pregiata e, una volta persa in molte parti dell'arenile di Levante, viene in luce il fondo duro e compatto, formato da materiale con granulometria più fine, di tipo limo argilloso, materiale che forma uno strato impermeabile e comunque che trattiene l'umidità e fatica ad asciugarsi. Situazione già verificatasi negli scorsi anni a seguito di forti piogge durante il periodo estivo. Tutto ciò premesso, si chiede a questa amministrazione, coscienti della eccezionalità delle condizioni atmosferiche, cosa si pensa di fare in questi casi per contrastare i disagi arrecati al territorio?
Le barriere frangivento erano funzionali a contenere le perdite di sabbia pregiata, bene primario per la nostra località turistica? Quante giornate di lavoro sono state necessarie per pulire dalla sabbia le aree pubbliche? Con quali costi e a carico di quali soggetti? Quanti metri cubi di sabbia sono stati raccolti e dove sono stati recapitati? È possibile stimare il costo della gestione di questo materiale? Sono previsti rimborsi per le numerose attività commerciali, soprattutto in via del mare e lungomare Trieste, costretti a chiudere gli esercizi per impraticabilità delle strade e dei locali stessi? I consiglieri Marilisa Ferraro e Catiuscia Doretto. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Consigliere Doretto. Grazie Presidente. Oggetto interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Richiesta intervento Ecopark. Il 12 aprile 2014 è stato inaugurato il parcheggio scambiatore all'ingresso della città, all'incrocio tra strada provinciale 59 e via Gallini, quartiere Sassonessa, con l'obiettivo di snellire il traffico in entrata e dare la possibilità di parcheggiare gratuitamente. La campagna pubblicitaria lo indica come grande area sosta park con servizio navetta per il centro città. Ad oggi viene segnalato che il parcheggio viene utilizzato per lo più da camper o da camionisti. Quest'ultimi lo utilizzano come sosta notturna. Si sottolinea che la zona non è attrezzata per accogliere questi mezzi, visto che non ci sono servizi per scaricare le acque e spesso i liquami vengono buttati nel fosso che costeggia il parcheggio. In più, nonostante la presenza di bidoni per raccogliere l'immondizia, nel parcheggio vengono lasciati molti rifiuti a terra. L'assenza di segnaletica indicante il parcheggio e il percorso da fare per arrivare in città certamente disincentiva l'utilizzo dell'ecopark da parte degli automobilisti in arrivo a Capole. Si rileva inoltre che l'accesso, l'uscita e i corridoi interni sono asfaltati, mentre la pavimentazione adibita alla sosta consiste in un sottile strato di ghiaino. Questo comporta che ad oggi nel parcheggio non esiste più la segnaletica orizzontale che delimitava i posti per parcheggiare e la pavimentazione è piuttosto sconnessa. Mancano panchine e non è attivo il servizio di bus navetta pubblicizzato all'apertura del parcheggio. Visto che nell'ultimo Consiglio Comunale del 16 febbraio 2018 è stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020, dove tra gli obiettivi relativi al capitolo riguardante sviluppo sostenibile e tutela ambiente si cita nello specifico di assicurare presso il parcheggio scambiatore Ecopark Città di Caule dei servizi turistici di mobilità per il collegamento con il territorio, dei servizi igienici complementari e di arredo urbano adeguato per la raccolta dei rifiuti, nonché di pacchetti turistici volti a incentivare l'utilizzo del parcheggio stesso, si chiede a codesta amministrazione comunale le tempistiche dell'intervento, le tipologie dell'intervento nel dettaglio, il preventivo di spesa. Si auspica che si giunga alla conclusione dei lavori mantenendo gli obiettivi prefissati in modo tale da rendere proficuo l'investimento fatto. I consiglieri Marilisa Ferraro e Catiuscia Doretto. Grazie consigliere Doretto. Ci sono altre interpellanze? Va bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Aggiornamento piano delle allineazioni immobiliari anno 2018 ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112 del 98 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 97 del 19 dicembre 2017. Con la parola al Vice Sindaco Commisso. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che ai sensi dell'articolo 58, comma 1 del decreto legge numero 112 del 98 convertito con modificazione in legge numero 100 del 2008, il Comune deve redigere annualmente il piano delle alienazioni e dell'organizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Nel suscitato piano vengono individuati i luoghi di proprietà dell'ente non strumentali ai fini istituzionali ed appartenenti al demanio e patrimonio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 97 del 19 dicembre 2017 è stato approvato il piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2018. Nella citata deliberazione consigliare numero 97 del 2017 è stata inoltre indicata nella premessa la volontà di questa amministrazione nel corrente anno di provvedere anche all'alienazione dei posti auto del parcheggio multipiano sito in
incavo, capoluogo, viale di Tropisi, dopo l'espletamento delle necessarie procedure relative all'individuazione e ai frazionamenti dei singoli posti auto. Il Consiglio Comunale, sempre nella citata deliberazione numero 97 del 2017, ha precisato che successivamente all'espletamento delle procedure di frazionamento avrebbe provveduto all'aggiornamento del piano delle alienazioni. L'espletamento delle procedure di frazionamento e aggiornamento catastale dei singoli posti auto di parcheggio ad oggi sono in corso di affidamento. Si ritiene comunque di inserire tale previsione del piano di alienazione 2018 in quanto l'immobile risulta essere catastalmente identificato al foglio 42 particella 2366 e i posti auto sono singolarmente identificabili con il relativo numero progressivo di appartenenza e puntano di uguali dimensioni. Ritenuto pertanto di aggiornare il piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2018 al fine di inserire il parcheggio multipiano sito in cavo per l'uomo via di Trozzi, identificato catastalmente al foglio 42 particella 2066, dato atto che il societato parcheggio è composto di 500 posti auto suddivisi in 3 piani, di cui al piano terra numero 169 posti, al primo piano numero 160 e al piano secondo 171, al piano secondo i posti sono allo scoperto. Delibera di aggiornare il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 97, 19 come la scheda allegata, al fine di inserire il parcheggio multipiano sito in Percavo e luogo viale di Tropisi, identificato correttamente al foglio 42 particella 2366. Si do lettura anche dell'aggiornamento del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2018. Quindi il parcheggio multipiano di Tropisi, foglio 42, mappale 2366 da frazionare, il prezzo unitario è di 20.000 euro più IVA per i posti a piano terra e primo, quindi i posti coperti, e di 12.000 più IVA per i posti al secondo piano per gli scoperti. I posti auto da individuare singolarmente a seguito di apposito frazionamento e redazione delle relative schede catastali. Diritto di prelazione a favore degli attuali titolari di contratti di locazione, possibilità per chi acquista più posti auto di acquisti continui. Questi sono Grazie, Assessore Commisso. Ci sono osservazioni? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Chiedo scusa, ma per un impegno imprevisto non ho potuto partecipare alla Commissione. Quindi volevo solo chiedere come si era arrivati a determinare il valore di 12.000 più IVA e 20.000 più IVA per i posti parcheggio. Grazie. Sì, il Sindaco vuole rispondere. Non so se si può essere da tutti intanto, non so se in commissione poi era stato posto il quesito e fornita risposta perché io non ero in commissione. Però si è partiti innanzitutto da quello che è stato il costo di costruzione a suo tempo della Camera del Patrimonio, che aveva inizialmente impegnato le risorse anche finanziarie per poi realizzare l'opera. Risorse finanziarie che nel tempo hanno inciso anche in maniera importante, quindi innanzitutto si è partito da quel costo lì. Poi si è ragionato su quelli che erano un po' le analisi di mercato di situazioni non analoghe perché di zona lì vicino avevano nel resto del territorio e dopo le discussioni sono sempre venuto quel valore di vendita. Grazie signor Sindaco. Ci sono altre osservazioni? Capogruppo Vignolo. Grazie Presidente. No, volevo solo chiedere se con le somme che si riterrà di poter introiettare attraverso l'alienazione di questi posti auto, avete già stabilito che tipo di opere finanziarie, o se c'è già un'idea di quale sarà la ricaduta in termini di opere finanziarie con queste somme? E poi anche un'altra cosa, se possibile, sappiamo che il parcheggio in qualche modo costituiva un bacino di compensazione per il deficit di posti auto denunciato da diversi aggregatori
nel senso che potevano vedere nell'affitto stagionale di quell'immobile, quei posti auto potevano vedere un servizio aggiuntivo laddove anche non necessario, perché sappiamo che la situazione degli alberghi di cava spesso evidenzia un deficit di parcheggi. È un problema questo che credo sia noto all'amministrazione. Volevo capire se a fronte anche dell'alienazione di questi posti auto era stato affrontato il tema per cercare di trovare un altro spazio o altri spazi che potessero essere resi disponibili in locazione per gli albergatori, se è stato trattato il tema oppure se il tema non è stato trattato. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Allora, sul primo quesito relativo alla possibile destinazione delle somme, l'orientamento è quello di destinare al primo stralcio lavori di Viale Santa Margherita. Ovviamente non sappiamo quanti posti verranno venduti e quindi la situazione sarà monitorata, però l'obiettivo è quello di finanziare con la mente dell'opera il primo stralcio di Viale Santa Margherita. Per quanto riguarda invece il fabbisogno di posti, va rilevato che statisticamente il multipiano non è mai pieno, tranne forse 1 o 2 giorni nel mese di agosto, per il resto è in buona parte vuoto, e se dei 500 posti circa poco più di un centinaio mi pare sono convenzionati con le strutture, credo che il problema per le strutture alberghiere non si ponga, considerato che sicuramente non riusciremo a vendere 500 posti nel brevissimo termine, per cui sarà gestito l'aspetto sia tenendo conto delle esigenze di incassare il denaro necessario per il primo stralcio di Santa Margherita, sia per contemperare le esigenze diverse delle strutture alberghiere. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altre osservazioni? Ci sono? Passiamo, mettiamo in voto la delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? La delibera viene approvata. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Variante numero 8, piano degli interventi, classificazione urbanistica, attività alberghiere, recepimento accordi di pianificazione di cui l'articolo 15, 4 e 32 del patto approvazione. Do la parola al signor Sindaco. Premesso che il Comune di Caorle è dotato di piano di assetto del territorio, ha approvato in conferenza dei servizi decisoria in data 11 novembre 2013, ratificato con deliberazione di giunta provinciale numero 7 del 17 gennaio 2014, pubblicata nel BOD numero 21 del 21 febbraio 2014 ed è oggi vigente. Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale del Veneto numero 11 del 2004, il vigente piano regolatore generale ha assunto valore del piano degli interventi per parte compatibile con il PAT. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 11/2004 è stato presentato al Consiglio Comunale in data 3 giugno 2014 il documento programmatico relativo agli interventi e alle trasformazioni urbanistiche da realizzare nel corso del mandato del Sindaco. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 175 del 24 luglio 2014 sono state fornite le indicazioni relative alle tematiche da sviluppare per la realizzazione della prima variante del piano degli interventi, per i quali viene previsto di sviluppare e di dare attuazione al tema delle invarianti di natura architettonica, ovvero alle variazioni di destinazione d'uso possibili, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 32 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto del territorio. In attuazione delle deliberazioni di qui sopra, è stato emesso avviso pubblico invitando i soggetti aventi titolo alla presentazione di proposte di trasformazione urbanistica delle attività alberghiere ai sensi dell'articolo 15, comma 4 e 32 delle NTA del 4 per la formazione della variante del piano degli interventi. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 70 del 2 aprile 2015 venivano individuate le attività aventi i requisiti previsti dalle NTA del 4 per accedere all'accordo di pianificazione ex articolo 6 della legge regionale 11 del 2004.
Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 86 del 14 novembre 2016 sono state fornite le linee guida generali per la presentazione di accordi a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 sulle modifiche e integrazioni. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 29 del 9 febbraio 2017 sono stati approvati gli indirizzi per la conclusione degli accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 con i soggetti titolari di attività alberghiere che rispondessero ai criteri dell'articolo 15 del PAT. A seguito dell'approvazione delle linee guida sopra richiamate, sono state invitate le ditte individuate con la deliberazione di Giunta Comunale 70 del 2015 a trasmettere atto unilaterale d'obbligo sottoscritto di documentazione tecnica finalizzata a individuare il bene e le aree oggetto di accordo, nonché le future previsioni, indicando a titolo perequativo il beneficio pubblico di natura economica da versarsi secondo le modalità indicate con la deliberazione di Giunta Comunale numero 29 del 2017 e richiamate nell'atto d'obbligo, adempiendo altresì al versamento del 10% del beneficio. Dato atto che a seguito della procedura avviata e sopra descritta, con delibera del Consiglio Comunale numero 94 del 19 dicembre 2017 sono state approvate 11 proposte di accordo di pianificazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 su modifiche e integrazioni, con le quali veniva proposto il cambio di destinazione urbanistica da ZTO5 a prevalentemente ZTO-B al fine di consentire la riqualificazione delle volumetrie esistenti secondo le destinazioni d'uso ammesse nella nuova ZTO, sotto elencate. Numero 1, ditta Promenade 2 SRL, relativa all'immobile denominato Villa Ritta. Numero 2, ditta Tipo SPA, relativa all'immobile denominato Apparto Hotel Antares. Numero 3, ditta MTS SPA, relativa all'immobile denominato Hotel Bravin. Numero 4, ditta Dio Roberto, relativa all'immobile denominato Hotel Rialto. Numero 5, ditta Cappelletto Cesare, Frulanetto Nadia, Cappelletto Antonio, relativo all'immobile denominato Hotel Iole. Numero 6, ditta G. Massas di Lomassaro Antonio e Compagni, Lomassaro Andrea legale rappresentante, relativa all'immobile denominato Albergo Borto Luz. Ditta Susi SNC di Pivetta Adriano, legale rappresentante Adriano Pivetta, relativa all'immobile denominato Susi. Numero 8, ditta Benatelli Dino, Benatelli Elena, Benatelli Emilia, Benatelli Maria Elisa, Benatelli Roberto, De Carli Erika, De Carli Flavia, De Carli Silvia, relativo all'immobile denominato Albergo alla Scogliera. Numero 9, ditta Liz SRL, relativo all'immobile denominato Liz. Numero 10, ditta Meneghello Gino, relativo all'immobile denominato San Carlo. Numero 11, ditta Molena Romolo e Molena Enzo, relativo all'immobile denominato K. Lunata. La medesima delibera del Consiglio Comunale numero 94 del 19 dicembre 2017, di cui si richiamano i contenuti, è stata adottata la variante piano degli interventi numero 8, riclassificazione urbanistica, attività alberghiere, recepimento accordi di pianificazione di quell'articolo 15, 4, 32 delle NTA del patto, con la quale si recepiscono gli 11 accordi di pianificazione di qui sopra, procedendo alla riclassificazione delle aree di pertinenza di tali strutture alberghiere, come individuate negli elaborati grafici allegati agli accordi, sostituendo la precedente zona territoriale omogenea D5 con una nuova zona territoriale che risulta essere generalmente in tipo B1 per omogeneità di contesto edilizio. La variante è composta dai seguenti elaborati: la relazione tecnica, la dichiarazione di procedura bassi, l'elaborato cartografico del PIN scala 1.5000 e 1.2000 individuanti gli ambiti di variante, asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica e dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza. Rilevato che la suddetta variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio urbanistica del Comune di Caule per 30 giorni a decorrere dal 22 dicembre 2017, nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni, dato atto che con nota del 15 dicembre 2017, protocollo numero 39123, si è provveduto alla trasmissione alla competente struttura regionale dell'asseverazione di non necessità della relazione di compatibilità idraulica prevista dalla delibera giunta regionale 2948 del 6 ottobre 2009, visto il parere favorevole con prescrizioni reso dall'unità organizzativa genio civile litorale Veneto ai sensi della delibera di giunta della regione Veneto numero 2948 del 2009, parere del 16 gennaio 2018
protocollo numero 16.645 a cui pervenuto il 16 gennaio 2018, a protocollo numero 1568 ed allegato, richiamati i contenuti essenziali delle proposte di accordi di pianificazione approvate recepiti con la presente variante, e nello specifico gli impegni da parte delle ditte di dare attuazione alla previsione della variante urbanistica entro i termini previsti nella deliberazione di giunta comunale numero 29 del 2017, i cui contenuti risultano noti le stesse, ovvero sottoscrivere presso un pubblico ufficiale, registrare e trascrivere a propria cura e spese l'atto d'obbligo unilaterale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della variante urbanistica in oggetto, depositare contestualmente il 90% del beneficio pubblico o a chiederne la rateizzazione versando il 30% e depositando adeguata polizza fideiussoria per valore residuo, presentare entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto d'obbligo istanza del titolo edilizio abilitativo dell'intervento. Qualora in sede attuativa i futuri interventi edilizi comportino una variazione del beneficio pubblico, lo stesso sarà rideterminato per effetto delle modifiche introdotte. Dato atto altresì che i richiedenti sono edotti che il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'atto d'obbligo o il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti o il mancato pagamento anche parziale del contributo pubblico comportano la decadenza della variante urbanistica in oggetto. Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare in data 9 marzo 2018, si propone di deposito e successivo non sono pervenute osservazioni della variante in oggetto, di approvare ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale Veneto numero 11 2004 la variante numero 8 al piano degli interventi, riclassificazione urbanistica, attività alberghiere, recepimento accordi di pianificazione di cui all'articolo 15,4 e 32 dell'NTA del PAT, è costituita da relazione tecnica, dichiarazione VAS, elaborato cartografico in scala, asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica, dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza e relativa banca dati alfanumerica. Di dare atto che la suddetta variante approvata al punto 2 decade qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti alle proposte di accordo di pianificazione approvati con delibera del Consiglio Comunale 94 del 2017, ovvero del rispetto dei tempi previsti, il mancato pagamento anche parziale del contributo pubblico, come nelle premesse richiamate. In tale ipotesi il Comune non sarà tenuto a restituire l'acconto pari al 10% del contributo pubblico precedentemente versato. Di dare atto sinora le destinazioni alberghiere non ricomprese nella presente variante, ma ricadenti tra quelle aventi i requisiti e individuate con la deliberazione di Giunta Comunale 70 del 2015, qualora integrate con la documentazione necessaria, potranno essere oggetto di svincolo con successivi provvedimenti consiliari. Di disporre la trasmissione del quadro conoscitivo di cui l'articolo 11 bis della legge regionale 11 del 2004 alla Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 18,5 bis della medesima legge regionale. Di dare atto che la presente variante sarà efficace ai sensi dell'articolo 18,6 della legge regionale 11 del 2004, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio online del Comune, previo gli adempimenti di cui all'articolo 11 bis e 18,5 bis della legge regionale 11 del 2004 e sue modifiche e integrazioni. Grazie signor Sindaco, ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, mettiamo i voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti, delibera approvata. Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno, modifiche al vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche. Con la parola all'assessore Borgo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 22 giugno 2008. Allo stesso sono state approvate solo lievi modifiche, esclusivamente riferite all'ubicazione di alcuni posteggi isolati, effettuati con atto di giunta comunale numero 203 del 12 giugno 2008, di Consiglio Comunale numero 58 del 19 giugno 2008 e di giunta comunale numero 129 del 26 maggio 2011.
La materia del commercio su aree pubbliche ha subito importanti cambiamenti negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell'introduzione dei principi di liberalizzazione sanciti dalle direttive comunitarie e recepiti con il decreto legislativo 59 del 2010 e successive modifiche. A tutt'oggi è ancora aperta la questione legata alle concessioni di posteggi mercatari per i quali lo Stato ha approvato l'ennesima proroga della durata delle stesse al 31 dicembre 2020. Le numerose novità di questi ultimi anni rendono necessaria una revisione delle norme regolamentari contenute nel piano comunale, che richiedono adeguati approfondimenti e valutazioni dello stato del commercio sulle aree pubbliche nella nostra realtà e che possano favorirne una rivalutazione nella rete commerciale dei servizi del territorio. Nell'immediato sono state individuate alcune modifiche in ordine alla collocazione dei veicoli, agli orari dei mercati e alle presenze dei titolari di posteggio, da approvare prima dell'avvio della stagione estiva, al fine di migliorare la funzionalità dei mercati, in modo particolare quello del capoluogo, che a partire dal 1 maggio e fino al 30 settembre accoglie ben 241 operatori e nel quale affluiscono ogni sabato migliaia di visitatori. In dettaglio, le modifiche che si sono valutate con il comando di polizia locale sono le seguenti. Articolo 11. Al comma 4, dopo la parola autoveicolo, viene aggiunta la frase e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23. Articolo 23. Il comma 1, che recitava i titolari di posteggio devono installare il proprio banco servizio e le attrezzature nell'area relativa al posteggio indicato nella concessione, viene sostituito come segue. Comma 1. Durante l'orario di esercizio mercatale, compreso il tempo di allestimento e smontaggio, i banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nell'area relativa al posteggio indicato nella concessione. È fatto divieto di mantenere nell'area del posteggio assegnato banchi e altre attrezzature di esposizione e vendita delle merci, qualora non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto. Previa domanda dell'interessato, il comando di polizia locale potrà autorizzare la deroga al divieto citato solo nei seguenti casi: veicoli di trasporto con peso superiore a 3,5 tonnellate, autocarri e motrici di autospacci scarrabili a condizione che le operazioni di scarico siano effettuate entro le 7:30 e che l'autospaccio sia mantenuto in loco fino al termine delle operazioni di vendita, anche in caso di condizioni meteo avverse, previa chiusura in condizioni di sicurezza. Posteggi occupati da infrastrutture pubbliche ed altre attrezzature di pubblica necessità, quali a titolo esemplificativo impianti di distribuzione della rete elettrica, telefonica e del gas o pompe antincendio. Articolo 23. Al comma 5 gli orari vengono così modificati. Nel mercato diurno il termine delle operazioni di scarico nel periodo invernale dalle 8:30 viene anticipato alle 8 e l'orario delle operazioni di scarico per gli spuntisti viene anticipato di mezz'ora, non più dalle 8:30 alle 9:30 ma dalle 8 alle 9. Nel mercato serale l'inizio delle operazioni di scarico dalle 18:30 viene anticipato alle 18, mentre il termine delle operazioni di scarico dalle 23:30 viene posticipato alle 24. Articolo 24. Al comma 2 dopo la parola articolo 11 viene aggiunto e articolo 23. Articolo 27. Al comma 3 viene uniformato l'orario di spunta portandolo alle ore 8 per tutto l'anno e non più 8:30 nel periodo invernale. Articolo 28. Al comma 1 l'orario per la verifica della presenza dei titolari di posteggio viene uniformato per il mercato diurno alle ore 8 per tutto l'anno e non più alle 8:30 nel periodo invernale. Viene aggiunto il seguente comma 4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posteggi, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare in data 9 marzo 2018, si propone al Consiglio Comunale di deliberare di approvare le modifiche al vigente piano comunale per il commercio su aree pubbliche evidenziate nella relazione sopra citata. Grazie, Assessore Buono. Ci sono osservazioni? Capogruppo Ferrero. Grazie Presidente. Chiedo di nuovo scusa per la mancanza in commissione. Volevo chiedere all'assessore alcune delucidazioni. All'articolo 23 si dichiara che è fatto divieto di mantenere nell'area del posteggio assegnato banchi e altre attrezzature a disposizione di vendita quando non sia presente anche il relativo veicolo di trasporto. Quindi è necessario che in ogni posto sia presente veicolo di trasporto. Sì, salvo le eccezioni per i mezzi, sì, quello che ho citato prima, esatto.
Il secondo intervento era quello: qualora il mezzo fosse ingombrante sotto le 3,5, quindi non deroga prevista dall'articolo, lo spazio verrà aumentato, cioè verrà chiesto uno spazio maggiore, come aveva già detto anche il Presidente in conferenza capigruppo? No, cioè lo spazio rimane quello che è, la concessione rimane quella che è. Le assicuro però che la maggior parte degli operatori già adottano spontaneamente questa soluzione, anche perché questa modifica arriva proprio dagli operatori che chiedono di vietare, di portare al di fuori il mezzo, perché crea disagi per gli avventori del mercato, in quanto durante le operazioni di vendita c'è questo via vai di mezzi e crea disagi alla circolazione dei pedoni. Quindi lei mi dice che non si aumenterà la volumetria, la metratura degli spazi che ci sarà nel posto per poter poi transitare, il posto c'è. L'ultima osservazione che chiedevo era molti avventori si sono lamentati perché gli spazi esterni a parquet al mercato erano occupati proprio da chi esercitava l'attività all'interno del mercato. Volevo sapere se queste erano valutazioni verbali, se erano arrivate valutazioni lamentele scritte, se erano arrivate direttamente al comune piuttosto che alla polizia. Ci sono degli avventori oppure anche degli altri commercianti che magari hanno attività vicino al mercato? Ci sono arrivate delle segnalazioni proprio dagli operatori del mercato negli ultimi anni, l'ultima nel 2017 con una raccolta firme proprio per fare questa modifica. Gli operatori del mercato chiedono che i mezzi non siano portati al di fuori, anche perché i mezzi occupano parcheggi che potrebbero essere usufruiti dagli avventori del mercato. L'ultima osservazione, chiedo scusa, l'orario di apertura, no? 8:30 per il periodo invernale, è stato scelto di omologarlo alle 8, per quale motivo? No, non è orario di apertura, il mercato in realtà apre alle 6:30, il mercato invernale alle 6 quello estivo. Le 8 sono l'orario massimo per le operazioni di scarico, quindi dopo le 8 non ci potrà essere alcun scarico della merce. Sì, questa uniformità tra estivo e invernale è motivata dal fatto che non ci sono necessità, perché ci sono tanti commercianti che vengono da fuori e quindi magari durante il periodo invernale hanno bisogno di quella mezz'ora in più. Non credo ci siano, cioè non sono mai stati portati all'attenzione dell'amministrazione problemi di questo tipo, quindi non credo ci siano problemi, è stato fatto per uniformare. Grazie. Grazie, ci sono altre osservazioni? Capogruppo Mignolo. Sì, solo una domanda, non nel merito specifico, ma per sapere dall'assessore se questa variante del piano costituisce un elemento da sport oppure se avete in mente di avviare con questa una revisione complessiva del piano del commercio. Grazie. Sì, il piano è abbastanza datato, quindi dovremo fare una revisione complessiva. Questa modifica si rende urgente perché dal 1° maggio il mercato ha 241 operatori, quindi intanto portiamo avanti questa modifica, cioè c'è l'urgenza, ci viene segnalata l'urgenza di questa modifica, quindi la portiamo avanti. Poi con il tempo valuteremo anche altre modifiche sicuramente, anche alla luce poi di quello che sarà la Bolkestein e tutto quanto. Grazie, ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Mettiamo dai voti la modifica del piano comunale del commercio, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Grazie. Votiamo l'immediata esigibilità, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Grazie. E concluso l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera.